Sponsor by Costa Marina, Restaurant e Wine Bar. Appartamenti per vacanze a Peschici Gargano. www.costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassifef.it. Ramafluid Parker Store. Oleodinamica, pneumatica, automazione. Ramafluid.com. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. Trevahome.it. Shabulecco, Japanese Fusion Restaurant. Shabulecco.com. Mister, si torna in Toscana, terra che ha avuto un precedente fortunato, chiaramente quello di Carrara. È una partita che si presenta, almeno a guardarla esternamente, abbastanza in modo simile, una squadra abbastanza sparagnina che fa insomma un'ottima fase offensiva, una fase difensiva un po' magari meno arcigna. Sì, in casa hanno fatto 17 punti, quindi è una squadra propositiva, una squadra che aggredisce molto in avanti e noi dobbiamo stare attenti perché potrebbero lasciare spazi, ma dobbiamo essere corti, aggressivi e vincere i duelli nei punti importanti del campo, perché è una squadra che attacca in casa con tanti uomini, quindi dobbiamo stare attenti, fare una partita agonisticamente molto importante, perché loro hanno un sintetico che sicuramente non è come il nostro e potremmo trovare anche pioggia. E quindi se dovesse essere così ci sarà una partita veramente da battagliare per 90 minuti. Avete un'idea di calcio abbastanza simile, quantomeno diciamo nell'impostazione di difendere, il modo di difendere con il Pontedera, un 3-5-2 abbastanza insomma rodato. Mister Paolo Indiani ormai lì da 6 anni. Sì, è una società solida, è una società che sta dando continuità di progetto all'allenatore da 6 anni, hanno degli agganci per quanto riguarda anche nel prendere under importanti, quindi è una squadra, è una realtà solida, è una realtà importante nel girone A di Lega Pro, e i 6 anni attestano che comunque è una società che sa lavorare. E anche l'anno scorso per un punto ha sfiorato i playoff, quindi è una squadra quadrata che già conosce l'allenatore e che conoscono tutte le dinamiche. Come sta Lecco? Ha riassorbito la sconfitta con il Renate? Ma no, io ho detto solamente ai ragazzi di non crearci tra virgolette gli alibi, ma per primo io nelle esternazioni riguardanti l'arbitraggio ho fatto vedere ai ragazzi delle situazioni in cui l'arbitro poteva eccedere il rigore su giudici netto e poteva anche dare il doppio cartellino giallo al giocatore Renate già ammonito, e il fallo di Moleri sul primo gol non c'era, potevamo ripartire, ma al di là di questo ho detto non diamo alibi, non sprechiamo energie, perché possiamo incontrare un arbitro tra virgolette più pronto o possiamo trovare un arbitro che magari può trovare un momento di difficoltà nella partita, però noi dopo una sconfitta e dopo una vittoria o un pareggio dobbiamo esaminare soprattutto i nostri errori e quello che abbiamo fatto di buono, senza perdere tempo con le chiacchiere, anche perché poi la partita è finita, si può criticare l'arbitro, ma ormai non si può tornare più indietro. Ieri abbiamo parlato con un pastore, abbiamo fatto una domanda sulla classifica, ha detto che non lo preoccupa, anzi è molto positivo per il futuro, è uno spirito che incarni anche tu. Assolutamente sì, ragazzi non devono guardare la classifica, cioè devono sapere dove ci troviamo, ma dove dobbiamo avere l'obiettivo, e l'obiettivo, come ho detto prima anche ai tuoi colleghi, è cercare di girare al Giro di Boa, arrivare vicino ai 20 punti per poter fare un grande giro di ritorno. Capitolo mercato, Paramatti un'idea, è di più? No, si sta allenando il ragazzo, si sta allenando con noi, valuteremo nei prossimi giorni, ma come ho detto anche la scorsa settimana, chi deve venire per fare la differenza, e in questo momento lui si sta allenando perché è un bravo ragazzo, è un professionista, si sta allenando e poi valuteremo nei giorni prossimi, ma mi devo concentrare solamente sul gruppo e su quelli che ho a disposizione, perché so che possiamo fare bene fino a gennaio e poi da gennaio valuteremo. Grazie, mister, buon lavoro.